Posso? Un parere? No, Niente? no, nessun parere. Siete proprio delusissimi? No. La delusione è grande, è difficile parlare di come è andata male questa disfida di Verona. In una piazza Piero Bon strapiena di gente, anche di molti bambini e ragazzini, tutti attentissimi davanti al maxi schermo, nemmeno il Duomo spruzzato di luce Bordeaux ha portato fortuna al Cittadella. E le facce dei cittadellesi al 2-0 prima e al 3-0 poi dicono tutto. Quanto deluso? Moltissimo, perché era l'occasione giusta che si aspettava da una vita. Certamente il Cittadella è stato penalizzato secondo me da un arbitro che ha subito un po' di sudditanza da parte della tifoseria del Verona. Eravamo lì vicino, ci speravamo fino alla fine. Basta. Una partita neanche giocata. Perché? Prova a dirmi. Perché sono stati in difesa tutto il tempo. Ha giocato con la paura, perché là è una boggia proprio. Mi dispiace per il Cittadella perché era un sogno proprio bello. Ci abbiamo provato, però si sapeva che il Verona doveva più carattere, insomma, più storia. Cioè più... Quindi partiva come un po' avvantaggiata secondo te Verona? Un po' sì. Le espulsioni hanno condizionato il Cittadella? Sì, la seconda un po' ingenua. La prima non c'era. 20.000 abitanti Cittadella, 250.000 Verona, ci sono interessi all'interno sicuramente e l'arbitro non poteva che parteggiare per il Verona. Diciamo che il VAR sicuramente è stato d'aiuto per le altre due partite che abbiamo giocato, perché ovviamente là l'arbitro doveva stare attento, altrimenti saremmo andati fuori quello con la Spezia. A Cittadella si sogna troppo e a ogni risveglio la realtà è sempre un'altra. Viene da chiedersi perché. Quando è che a Cittadella si finirà di sognare e si concretizzeranno questi sogni, secondo te? Speriamo più avanti. Secondo lei? Sono sempre belli e continuiamo a sognare.